presentazione di questa conferenza stampa del progetto Move for Free, che fra qualche minuto ci saranno anche i colleghi che sono qui con me relatori. Vorrei partire subito da Davide Meneghini, che è il consigliere comunale di Padova e il testimonial del progetto. Poi c'è Alessandro Masutti, presidente dell'associazione Life at Best, e Carlo Vicentini, che è il vicepresidente, Carlo Alberto Vicentini, che è il vicepresidente sempre dell'associazione. Allora, tanto benvenuti a tutti qui al Senato della Repubblica, ma io, senza intervenire nel merito, anche perché sono felice di presentare oggi questa iniziativa, anche perché sarà l'inizio per presentare poi un progetto di legge a livello nazionale per accedere alle persone con disabilità alle palestre, ai centri fitness, a tutti quegli aspetti dove l'attività motoria diventa anche fattore fondamentale per lo sviluppo fisico e sociale della persona. Credo che questo sia uno dei grandi aspetti che, al di là delle barriere architettoniche che tante volte conosciamo per chi che ha una disabilità, ma è un aspetto culturale. Dobbiamo abbattere le barriere prima di tutto culturale, e poter fare attività fisica, che tutti possono fare attività fisica nel miglior dei modi, e l'associazione dà proprio questo aspetto di poter dare un supporto alle persone con disabilità in maniera gratuita per qualche ora, ma adesso non entro nel merito, dopo lo diranno loro, all'interno delle palestre, dei fattori dove ci sono contesti di fitness, di benessere, eccetera. E credo che questo sia una grande conquista di libertà, ma soprattutto di civiltà del nostro Paese. Ecco, io veramente sono felice di ospitare qui questa presentazione, proprio per questo motivo do subito la parola all'amico consigliere comunale Davide di Padova, Davide Meneghini. Tra l'altro ricordo che Padova nel 2020 è la capitale europea del volontariato, quindi l'attenzione verso chi dà il proprio tempo, la propria disponibilità, la propria professionalità, il proprio cuore agli altri, per aiutare gli altri, passa proprio attraverso, ad esempio, i nostri territori, il nostro territorio padovano, dove Davide, tra l'altro, è consigliere comunale. A te, Davide. Grazie mille, senatore. Noi siamo onorati di avere questa opportunità, grazie a lei, di presentarlo qui a Palazzo Madama, e oggettivamente questo progetto è il secondo anno di vita. Nel primo anno ci sono state 15 persone con disabilità che hanno aderito e che hanno avuto anche abbastanza di miglioramenti sia a livello psicologico ma anche a livello fisico. E per quanto riguarda i disabili, la palestra oggettivamente, come diceva prima il senatore, è una barriera a livello anche culturale, perché ci vuole un po' di coraggio, ci vuole un po' di, anche, come posso dire, determinazione, perché comunque trovarsi con dei bodybuilder vicini e tu magari hai delle difficoltà, oggettivamente a livello psicologico può creare dei problemi, dei disagi. Noi invece con questo progetto Move for Free diamo la possibilità, con un personal trainer dedicato, quindi una persona che ti può anche aiutare all'interno della palestra a raggiungere certi strumenti, raggiungere anche superare certi ostacoli, e ti permette anche di capire a livello più fisico quali sono i punti di miglioramento che puoi raggiungere, dove andare a operare di più, dove magari invece andare a capire la tua difficoltà fisica, quindi insomma hai un sostegno a livello fisico e a livello psicologico che non è per niente male, seguiti ovviamente da un professionista laureato in scienze motorie. Il progetto ha avuto il patrocinio della provincia di Padova e del comune di Padova, e è il primo in Italia. Abbiamo controllato, abbiamo visionato un po' nella nostra penisola se ci sono altre cose simili, non ne abbiamo viste, e quindi siamo onorati che da Padova, e grazie all'opportunità che ci daranno anche oggi il senatore De Poli, di poterlo allargare anche in tutta Italia. Questo è il nostro obiettivo, perché oggettivamente la disabilità a volte può diventare anche abilità, e questo è il mio pensiero, perché anche le stesse persone che frequentano una palestra e vedono un disabile che con delle difficoltà fisiche, però che si approccia alla palestra, che supera magari degli ostacoli, in un certo qual modo ti lascia determinazione, ti lancia energia, e un'altra cosa, sensibilizza sulle varie diversità, perché comunque conoscere, magari nella vita di tutti i giorni, nella nostra quotidianità, con il lavoro, con le nostre attività, non conosciamo la vita di una persona disabile, non conosciamo bene le sue difficoltà, invece in palestra, allenandoti assieme,
riesce anche a sensibilizzare su chi magari non è a contatto con la diversità. Quindi questo progetto oggettivamente ha dei vantaggi, di miglioramenti di vita che vanno a coprire molti parametri della vita di tutti i giorni della persona disabile, oltre ad avere un momento che diventa anche un evento. Il fatto che un'ora a settimana sei con un personal trainer diventa proprio un'opportunità di divertimento, di gioco, anche oltre all'aspetto che abbiamo detto prima psicofisico. Grazie a Davide. Come voi sapete, in Italia ci sono oltre 4 milioni di persone con disabilità, ma la cosa bella è che di queste sono ancora poche, ma un numero importante ce ne sono che dichiarano di fare attività sportiva, oltre 270.000. Poi vediamo nelle Olimpiadi le presenze di persone straordinarie che fanno tra l'altro record e tempi che sono per noi irraggiungibili, quindi sono veramente atleti professionisti, ma oltre agli atleti professionisti sono decine di migliaia che fanno normalmente attività fisica. Quindi se noi facciamo aumentare a queste persone ulteriormente, diamo una possibilità di farle in maniera normale, nella normalità di tutti i giorni anche a tutte le altre, credo che abbiamo raggiunto un obiettivo veramente straordinario, importante. Vedete, in un contesto dove si discute tutti i giorni, ad esempio anche qui dentro al Senato, di cose che sono sicuramente importanti, ma tante volte hanno delle caratteristiche ben lontane dalle esigenze di tutti i cittadini e di conseguenza dei cittadini che hanno qualche bisogno in più, credo che un'attenzione che noi abbiamo voluto dare questa mattina, questa attenzione sia una cosa veramente importante. Proprio per questo motivo do la parola ad Alessandro Masutti, che è il ideatore del progetto, nonché il presidente dell'associazione. Prego. Grazie mille, senatore. Grazie mille. Un ringraziamento ovviamente al senatore De Poli che ci ha permesso di essere qui oggi a organizzare questa bella conferenza stampa. Ci sente? Sì, adesso sì. Quindi un ringraziamento al senatore De Poli, senza il quale non saremo qui oggi a raccontarvi la nostra esperienza. Grazie ovviamente all'amico Davide Meneghini che ci ha seguito fin dall'inizio, ha abbracciato il nostro progetto fin da subito e ci ha aiutato ad arrivare fino a qui oggi. Io mi chiamo appunto Alessandro Masutti, sono il presidente dell'associazione Life at Best, insieme al mio amico, socio e collega Carlo Alberto Vicentini, e gestiamo ormai da un anno questo tipo di organizzazione. L'evento, più che l'evento, diciamo che il progetto è stato lanciato il 6 aprile del 2018. Dovremmo avere anche delle slide forse. Eccolo qua. 6 aprile 2018, giornata nazionale del mondiale dell'attività fisica. E poi il progetto è partito effettivamente a settembre 2018, quindi è quasi un anno che è in piedi questo tipo di progetto. Allora faccio un piccolo excursus per capire come siamo arrivati qui. A Padova gestiamo una struttura, anzi 5 strutture che si occupano di personal training. Io insieme al mio socio, insieme a uno staff di quasi 20 persone, tutti laureati in scienze motorie, eroghiamo esclusivamente servizi di personal training, quindi allenamento one-to-one. Dopo 5 anni dall'apertura della nostra prima sede abbiamo deciso di ringraziare la città di Padova che ci aveva permesso di crescere e di aprire poi negli anni 2, 3, 4 e 5 sedi. Abbiamo deciso di ringraziare la città di Padova appunto offrendo 4 ore gratuite alla settimana a persone con disabilità. Servizio di personal training erogato da laureati in scienze motorie, specializzati in attività fisica preventiva e adattata, quindi sono i 3 anni più 2 della specializzazione di scienze motorie. E il progetto quindi è partito effettivamente a settembre 2018, ad oggi già una quindicina di persone hanno aderito al nostro progetto e hanno tratto innumerevoli vantaggi. E noi quindi siamo qui oggi con un obiettivo importante, quello di diffondere a livello nazionale questo nostro progetto. Quello che vorremmo, che ci piacerebbe appunto, è che non solo noi e un'altra struttura di un amico a Padova che si chiama One to One Personal Training, che hanno aderito con noi a questo progetto e che ci aiutano a portare avanti questo progetto,
Vorremmo che anche tante altre palestre in Italia facessero come noi, erogassero gratuitamente 4 ore alla settimana di personal training specializzato a persone con disabilità. Questo è il nostro primo obiettivo, cercare di creare una base di strutture che aderiscano all'iniziativa e che permettano ovviamente a persone con disabilità di accedere senza barriere architettoniche. Perché, come diceva giustamente il senatore all'inizio, oltre alle barriere architettoniche fisiche ci sono poi barriere mentali. Nella mentalità comune una persona con disabilità difficilmente entrerà in palestra, perché normalmente le palestre sono luoghi dove si trova un po' di tutto, dove non si viene seguiti, dove è difficile creare un programma personalizzato ed essere seguiti fino in fondo. E quindi c'è prima una barriera mentale, prima che una barriera fisica all'ingresso di queste strutture. Noi vorremmo cercare di eliminare entrambe le barriere. Sul come si sviluppa il progetto, come lo eroghiamo, lascio magari la parola all'amico e collega Carlo Alberto Vicentini, che vi spiega un po' nello specifico come funziona il nostro servizio. Grazie. Allora diamo subito la parola a Carlo Alberto Vicentini. Grazie a Alessandro Masutti. Buongiorno a tutti, grazie di essere qua presenti. E per noi è una grossa opportunità per diffondere il progetto. Ecco, scusate un po' l'emozione anche, ma di solito io e Alessandro lavoriamo in palestra, quindi per noi sicuramente è una location molto importante. Ecco. E allora, il progetto si chiama Move for Free. Okay. Voglio spiegare innanzitutto il nome, per tante volte è tradotto Muoviti liberamente, che in realtà è una traduzione che può essere affine a quelle che sono le finalità del progetto. In realtà il 4 sta a indicare proprio queste 4 ore gratuite che ogni centro di personal trainer dovrebbe offrire alle persone con disabilità. L'altra cosa appunto che volevo dire, le persone con disabilità in Italia sono 4 milioni. Quante sono le palestre? Tantissime. Quindi ci auguriamo che più palestre, non solo appunto nella regione Veneto, ma data l'occasione appunto, tante palestre in Italia lo prendano con sé, insomma, e lo attivino. Vi posso spiegare come funziona la seduta di personal training, sostanzialmente come una seduta che sarebbe rivolta a una persona, a un nostro cliente. Allora, durano un'ora, quindi 60 minuti di allenamento. Di solito la dividiamo in 3 sessioni, una sessione di riscaldamento e di mobilità. E per dire, lunedì ho seguito Enrico in palestra, abbiamo iniziato con una fase di riscaldamento per le braccia. Ci sono degli strumenti come il top che servono proprio a andare a riscaldare le braccia. Enrico è in sedia a rotelle. Dopodiché abbiamo fatto tutta una fase di esercizi di mobilità e rinforzo delle braccia. Scusa se ti interrompo, serve a tutti noi sta roba, non è che serve solo a Enrico, perché qui da questo punto di vista potremmo essere tutti con un po' di difficoltà, perché nel senso chi non fa normalmente ed è seduto tutto il giorno in una sedia per lavorare, voglio dire, se si mette a fare questi esercizi non riesce a farli, quindi diciamo siamo tutti persone con disabilità nel momento che facciamo qualcosa di diverso da quello che siamo abituati a fare, quindi voglio dire questa spiegazione è anche, potremmo allargarla anche a tutti noi. Scusa, era una considerazione. Ecco. E quindi esercizi con elastici, col bastone, dopodiché abbiamo dei macchinari con dei cavi che servono appunto a fare esercizi di rinforzo. Si sente, devi parlare più vicino. Sì, mi metto Mettiti più vicino. Là, sposta la tua sedia, se no vieni a parlare col mio. Ecco. Esercizi di rinforzo appunto delle braccia e una fase centrale appunto dove si tonifica tutto il corpo. È importante per queste persone anche tutta l'attività di stretching, quindi di allungamento muscolare. E quello che abbiamo notato sono dei grossi benefici, sicuramente, che ci sono segnalati dalle persone che mettono tutto il loro entusiasmo proprio per venire in palestra. Dopodiché la cosa anche interessante è che non ci troviamo a lavorare solamente con persone sportive, no?
ma anche con persone che magari non hanno fatto mai attività in vita loro, e sono queste proprio le persone con le quali troviamo più benefici, risultati e feedback positivi. Questo è sostanzialmente il progetto a livello pratico. Come fa una persona ad accedere al progetto? Abbiamo creato un sito internet che si chiama moveforfree.it. La persona o l'associazione o la palestra può accedere a questo sito, mandare un'email o chiamarci e fare la richiesta di partecipazione al progetto. Quindi in realtà è un progetto molto accessibile e ci auguriamo che lo sia sempre di più, coinvolgendo più palestre possibili in Italia. Fatto? Bene ragazzi, cominciate a fare subito un po' di stretching, muovetevi subito, se no qua siamo messi male. Prego Davide, vai. Poi un altro aspetto che non è magari stato ancora detto è il fatto di associarsi con una persona con disabilità a un personal trainer, nel senso che quando si fa attività fisica a stretto contatto con una persona normodotata, in qualche modo ti associ alla sua energia, ti associ alla sua, diciamo, alla sua persona, quindi c'è un aspetto psicologico che oggettivamente ti toglie anche quell'aspetto di diversità, di disagio che invece così con un personal trainer, una persona con un'energia preparata riesce a superare, a darti una mano a superare. Grazie, se ci sono delle domande, e se no ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo le persone che sono qui presenti oggi e ci diamo appuntamento per caso fra qualche mese con proprio una proposta di legge che vediamo se riusciamo a dare questa disponibilità legislativa anche da un punto di vista quindi strutturale per le persone con disabilità che possono, perché no, riuscire ad andare in tutte le palestre di tutta Italia con accompagnamento gratuito almeno per qualche ora. Credo che sia una grande conquista di civiltà. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Grazie mille.